lei che poi in questi mesi ha seguito insomma, la vicenda, ecco, soprattutto stando al fianco dei lavoratori per la Sardegna, abbiamo sentito le parole, insomma, però in realtà c'è proprio tutto un mondo di gente che vive grazie insomma, a questi stabilimenti. Il Sulcis è la zona più antica tradizione industriale della Sardegna. Questa tradizione industriale sino alla prima metà del secolo scorso, anni 60, forse anni 70 ancora, era rappresentata dall'industria mineraria. E tutto il processo dell'industria mineraria, del piombo, dello zinco, dell'argento. Ci sono brevetti che ancora oggi valgono, che sono stati fatti lì, tra Iglesias e Carbonia, dove ci sono giacimenti minerari anche di carbone. Quando l'industria mineraria va in crisi per il primo ciclo di globalizzazione dell'industria delle materie prime, si sceglie di avviare attività che sostituiscono quella delle miniere che via via viene a cessare, e nasce appunto il polo industriale di Portovesme attorno a una scelta che è quella della metallurgia di metalli che praticamente prima non si fanno nel nostro paese. L'alluminio è uno di questi. Quindi è anche, diciamo, come dire, un fiore all'occhiello, se vogliamo. Assolutamente sì. Portovesme è pensato come un polo industriale in cui c'è una filiera dei metalli, si chiamano non ferrosi, l'alluminio, il piombo, lo zinco, e la produzione di energia elettrica per questi stabilimenti, che sono tipicamente stabilimenti energivori, cioè per realizzare un chilo di alluminio ci vuole tanta energia da giustificare la costruzione di centrali elettriche a fianco agli stabilimenti dell'alluminio. E quindi abbiamo non solo un'industria che raffina i minerali che servono poi a entrare, diciamo, nel ciclo di produzione dell'alluminio. Questo materiale si chiama allumina. La voglio ricordare qui, Eurallumina è un'altra delle fabbriche già chiuse. Era quella che Berlusconi doveva salvare durante la campagna elettorale delle regionali con la famosa telefonata a Putin, che non si sa se sia avvenuta o non sia avvenuta. Fatto sta che o aveva smarrito il numero di telefono o è risultato occupato o gli ha detto picche Putin, perché l'Eurallumina è chiusa a marzo da un anno e non se n'è più parlato. Non se n'è più parlato. I lavoratori dell'Eurallumina sono presenti in tutte le manifestazioni, anche dell'Alcoa, ma bisogna tributare loro, diciamo così, un onore, diciamo, nell'ambito di questa lotta di tutto il sistema sociale, istituzionale e produttivo della Sardegna, perché sono quelli che da un anno pagano l'espulsione dal mondo del lavoro, sono in cassa integrazione, e da un anno, diciamo così, la loro protesta viene soffocata da altre emergenze. Certo. Ecco, quindi attenzione, io non vorrei che noi dessimo l'idea di una zona che vive sull'assistenza, cioè qui non stiamo parlando, con rispetto, di lavoratori socialmente utili, qui stiamo parlando di tecnologie che rischiano di scomparire nel paese. Una risorsa per tutti gli italiani, insomma. Una risorsa per tutti gli italiani. Io non arrivo a dire, come alcuni fanno, perché non esiste più oggi nell'economia globale l'idea di una materia che è strategica per il Paese, ma sicuramente se vanno via i tecnici, gli ingegneri, gli esperti nella conduzione delle produzioni elettrolitiche, quelli che sanno valutare, diciamo così, gli impieghi dei materiali per fare alla fine un alluminio che noi usiamo per costruire gli aerei, le macchine, le Ferrari. Alcoa ha uno stabilimento vicino a Maranello dove si costruiscono le scocche per le Ferrari. Cioè lo stabilimento di Portovesme e quello di Fusina lavorano per fare poi dei prodotti che l'Italia esporta nel mondo. E se va via questo alluminio qui, direi che un pezzo di italianità di quei prodotti va via. C'è anche quindi la qualità della manodopera, forse anche bisogna mettere in, diciamo così, in evidenza forse anche questo, no? Non c'è dubbio, gli operai dell'Alcoa, come quelli dell'Eurallumina, ma come quelli della Glencore che fa il piombo e lo zinco, ormai sono operai che in quegli stabilimenti vedono una prima, una seconda e una terza generazione, perché sono 40 anni che lavorano, e i nuovi operai sono tendenzialmente tutti diplomati e laureati.
diplomati e laureati in materie tecniche, in discipline che comportano quindi uno studio adeguato al mondo della produzione che loro vanno a ricercare. Certo, non riusciamo a occuparli tutti, ma se va via questo pezzo, diciamo così, di industria dalla Sardegna, va via anche la necessità di una formazione tecnica e tecnologica di alto livello che ancora noi facciamo in Italia.